si potrà dormire. Oh, ma che curiosità, è di certo una novità. Oh, è come l'ascensore, oh, è come il batticuore. Oh, a tutti quanti dà il ritmo della felicità. Su e giù, giù e su, con calore, con passione. Oh, ma che dirà papà? Oh, già grida la mamma. Oh, si danza ormai di già per le strade della città. Perché un poco s'è calmato, ci fa quasi addormentare. Questo ritmo indiavolato vuole forse riposare. Ma la sosta è molto breve, non c'è tempo da aspettare. Galoppare qui si deve, quale gioia riprovare. Oh, qui si comincia ancora, oh, che frenesia nel cuore. Oh, nei nostri piedi c'è l'altalena, e sai perché? Oh, chi danzerà così, oh, mai più potrà dormire. Oh, ma che curiosità, e di certo una novità, una novità. Io mi meraviglio assai che la gente si interessi o voglia sapere qualcosa di noi, della nostra epoca. Ma io non nego l'importanza di allora, perché giustamente allora eravamo in pochi e quei pochi erano osannati, esaltati. Una quantità immensa. Ho riempito, mi ricordo, 3 casse, che poi non volevo distruggere, e ho mandato al mio paese, a Borgosesia. Poi naturalmente sono andate perse, e io non ho risposto a nessuno. Perché? Perché fra tutta quella miriade di lettere non avrei saputo quale scegliere, a chi dar la preferenza, ed era impensabile che potessi rispondere a tutti. Comunque oggi, se c'è qualcuno che allora mi ha scritto, voglio accettare il mio ricordo e il mio grande saluto.
canto dell'amor, ma so che se la pioggia mente, non mente né conserva il mio dolor. Quando piange il cielo, impallidisce il sole, quando un riso bel discende sulle cose, come una dolcezza amara, e pianto per triste il mio cuore. Quando piange il cielo, impallidisce il sole, quando un grigio verde discende sulle cose, come una dolcezza amara, e il pianto che rattrista il mio cuore. Si chiama Luigi Carcassola. Mio marito è arrivato in orchestra in un periodo che io ero assente per malattia, pochi giorni. Quando sono tornata, io ero in sala regia, sento sto clarinetto e mi volto a guardare. Dico, non mi ero accorta che c'era un musicista. No. E poi si alza in piedi appunto per suonare e lo vedo così alto, perché mio marito è alto 1,85, confronto a me che sono 1,50 e poco più. Comunque ho cominciato così a notarlo, perché veramente era bravo, molto bravo. Ricordiamoci che quei tempi lì, insomma, si andava con calma, le cose si facevano con molta ponderatezza. Quanto ci hai pensato per sposartelo? 3 anni. Ah beh, che cosa sono? Niente, è stato un colpo di fulmine. Sì, bisogna anche dire che c'era la guerra e tutto era più difficile. Tutto era più difficile. Suona una chitarra, un mandolino, lontano, lontano, le sirene stanno ad ascoltare il canto marina. Bella bimba dagli occhioni neri, sinceri, sinceri, vieni ad aspettarmi in riva al mare, stasera il mio tornare. Vieni in riva al mare con me, Voglio amoreggiare con te, sotto il cielo di luna, la notte serena ti invita a sognare. per tenerti stretto sul cuore, In un'isoletta d'amore, con la mia barchetta nell'ombra più fitta ti voglio portare. Guarda quante stelle tra quelle più belle che brillano lassù, la più bella sei tu. Senti nella pace la voce che dice non indulgere più, ma vieni, vieni, riva al mare con me, voglio amoreggiare con te, sotto il cielo di luna la notte serena ti invita a sognare. vive nel silenzio incantatore, l'amore, l'amore, come bello andarsi ad appartar laggiù tra cielo e mare. Stringerti nell'ombra e non parlare, sognare, sognare, e nell'incantesimo lunar a nulla più pensare. Vieni viva mare con me, voglio amoreggiare con te, Sotto il chiaro di luna la notte serena ti invita a sognare. per tenerti stretta sul cuore, in un'isoletta d'amore. Con la mia barchetta nell'ombra più fitta ti voglio portare. Guarda quante stelle tra quelle più belle che brillano lassù, la più bella sei tu. Senti nella pace la voce che dice non indulgere più, ma vieni. Vieni viva mare con me, voglio amoreggiare con te,
te sogna. Questa è una cosa curiosissima. La presentazione dei vincitori del secondo concorso che aveva fatto allora l'EIAR è avvenuta il 14 febbraio del 1940 al Teatro di Torino, il Teatro della RAI, dell'EIAR. Allora. Io mi ricordo come ero vestita, tutta la gente in teatro, un magnifico pubblico, i miei capelli biondi lunghi sulle spalle, tutto mi ricordo. Ma non mi ricordo la canzone, il più importante. La canzone che ho cantato non me la ricordo. Beh, questo particolare è molto femminile. Ricordi il vestito, come ripettinata, la gente che c'era, ma la cosa più importante, in fondo, la canzone non te... Ma ci sono tante belle canzoni, anche se non sono da apprezzare tutto in gruppo, tutto in massa, ma per esempio le canzoni che fa Ornella Vanoni, Mina, a me piacciono moltissimo. Noi non potevamo sceglierle, non avevamo diritto di scelta, diciamo così. Arrivavano in orchestra e si dovevano fare. Eravamo in due cantanti, io e Clerici, e noi due dovevamo fare tutto. Quando eri con Angelini questo? Quando ero con Angelini, che è stata la maggior parte. Per forza, non potrebbero cantare come cantavamo noi. È logico, è normale, è diverso, insomma. Quindi il giudizio di Dea Garbaccio, ecco, è positivo. Ascoltiamo ancora Dea Garbaccio che canta La bellezza di quanti anni fa, facciamo grosso modo, saranno un 35, no? Avanti, un salto indietro nel tempo. Perché mi baci se non m'ami, non darmi
di più questo dolore, devi cessar di tormentarmi, come sei senza cuore. Se oggi dovessi dire, preferivi Angelini o Barzizza? Ecco, tu hai cantato con tutte e due. Evidentemente ci sarà stato, col marito a parte, intendiamoci, il marito era con Angelini, quindi il tuo cuore potrebbe essere sentimentalmente indirizzato verso il buon cinico Angelini, però da professionista, da cantante, con quale delle due orchestre preferivi cantare? Non si tratta di preferire, il ricordo mio più vivo è per Angelini. Ho debuttato con Angelini, ho fatto sempre tutto con Angelini e poi mi piaceva. Allora il Pippo Barzizza non se l'abbia male. No, ma è quello. Giusto. L'orchestra Angelini faceva il genere da ballo col refrain cantato e mi piaceva moltissimo, mi stava bene. Bene, allora con questa Poi dichiarazione... un particolare affetto per Angelini, questo è innegabile. Ed è molto bello perché se voi la vedeste, cari ascoltatori, Dea Garbaccio si è illuminata di gioia, di commozione, ricordando il grandissimo maestro Angelini. Bene, allora con questa bella dichiarazione noi diciamo grazie a Dea Garbaccio e se c'è un altro po' di tempo, e qui vediamo Gisela che è lei quella che tiene il conto dei minuti, vediamo di poter mettere un altro disco. Grazie Dea e ascoltaci sempre. Grazie. Vorrei comprare della Scala nel gennaio Avete ascoltato? Toh, chi si risente? Ricordi e buona musica, un programma di Carlo Loffredo. Ha partecipato Gisella Sofio. Premessa per l'Europol è che gli stati